Selvaggiamente ferito alla testa per una sigaretta negata, è accaduto a Mestre, l'ha aggredito un 69enne ex lagunare. Guidava a folle velocità in autostrada, in auto con lui con una bambina senza cinture di sicurezza. La polizia di Padova gli ritira la patente. Lutto regionale venerdì per i funerali di Vanessa Ballana, la 26enne vittima di femminicidio. Anticipata domani l'inaugurazione dell'ultimo tratto di Pedemontana, prevista inizialmente proprio per il 29. Atti persecutori contro una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. 45enne vicentino ai domiciliari pedinava l'ex dopo la fine della loro storia. Voragine sull'asfalto, causa una fuga di gas. Momenti di paura oggi per alcune famiglie di Albignasego. Ladri in azione il giorno di Santo Stefano con i proprietari in casa. Raida ieri sera a San Biagio di Callalta. Hanno rubato i ricordi di una vita, il racconto delle vittime tra lacrime e paura. L'Istituto Oncologico Veneto con le sue 2 sedi di Padova e Castelfranco compie 18 anni e lancia nuove sfide. Nel 2023 9.000 pazienti in trattamento e 9.200 ricoveri. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il pestaggio accaduto a Mestre ai danni di un 69enne ex lagunare, picchiato selvaggiamente, ferito alla testa solo per una sigaretta negata. La vittima è lo zio di Lorenzo Nardelli, il bagnino 32enne, picchiato a morte lo scorso agosto dai cugini Rasu, ora in carcere. Poteva capitare anche a me, dice tra le lacrime lo zio. Ha ancora tutti i segni dell'aggressione? Anche da quest'occhio qua? Sì. Tutti e 2 gli occhi? Sì, miracolo che non li aveva persi. Ferito alla testa, preso al collo e buttato a terra per una sigaretta negata. Il giorno dopo la violentissima aggressione subita a Santo Stefano, Giuseppe Pizzati, 69 anni, ex sergente maggiore, incursore dei Lagunari, continua a piangere. Piange al pensiero della violenza subita appena sotto casa, in via Riecimetto, tra la Milanese e la Gazzera a Mestre. Sì, perché non è giusto approfittarsi di una persona anziana. Preso a botte, minacciato e ferito alla tempia alle 10 del mattino all'interno del bar alla chiesa, accanto appunto alla chiesa di Santa Barbara. Il suo aggressore, un italiano tra i 25 e i 30 anni, mai visto prima, dice Giuseppe, per tutti i bepi. Poi, quando mi ha domandato una sigaretta, io non ne avevo. E lui è scatenato in una furia infernale. L'aggressione nel bar gremito di gente, tra l'indifferenza generale. Ma nessuno è intervenuto a darle una mano? No. C'era gente al bar in quel momento? Sì. L'hanno lasciata lì per terra? No, mi sono tirato su da solo. Quindi la sua chiamata di aiuto ai carabinieri, giunti subito sul posto con 3 gazzelle, insieme ai sanitari della Croce Verde che lo hanno curato all'istante. Un'aggressione che ha profondamente ferito nell'animo Giuseppe, persona fragile anche fisicamente, con tante patologie e già fortemente provata dalla recente violenta morte del nipote Lorenzo Nardelli, 32 anni, ucciso di botte senza pietà lo scorso 9 agosto nell'ascensore del palazzo di via Rampa Cavalcavia, sempre a Mestre. Lorenzo aveva un appuntamento con una donna quella sera, ma è entrato per sbaglio nell'appartamento dei cugini Radu e Marin Rasu. Lo hanno picchiato per ammazzarlo e ora sono in carcere per omicidio volontario. Guidava a folle velocità in autostrada, in auto con lui una bambina senza cinture di sicurezza. 204 km/h, la fotografia del rilevatore di velocità cristallizza la folle corsa della BMW sorpresa dai controlli della Polizia Stradale di Padova lungo la A4 all'altezza dell'area di servizio Limenella. Alla guida dell'auto con targa tedesca un 25enne albanese, l'uomo stava guidando superando di ben oltre 60 km/h, il limite consentito per legge dei 130 km/h. Per di più in auto con lui viaggiavano altre 3 persone e una bambina di 4 anni che al momento del controllo non era seduta sul seggiolino ed era senza cinture di sicurezza. La polizia stradale è riuscita a fermare l'automobilista a 30 km di distanza dal punto di rilevamento. Per lui è scattato il ritiro della patente.
Lutto regionale venerdì per i funerali di Vanessa Ballan, la 26enne vittima di femminicidio. Intanto anticipato a domani l'inaugurazione dell'ultimo tratto di Pedemontana, inizialmente previsto proprio per venerdì 29. Serrande abbassate nei 6 comuni della Castellana, il lutto regionale proclamato dal presidente Zaia nel giorno dei funerali di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa barbaramente da Boyar Fandai, 41enne con il quale aveva avuto una relazione. Il Veneto intero si appresta a dare l'ultimo saluto alla giovane mamma coltellata a morte da chi non aveva accettato la fine della storia. Fiocchi rossi appesi per gridare ancora una volta basta a questa violenza. Zaia ha fatto sapere nelle ultime ore di aver anticipato a domani l'inaugurazione dell'ultimo tratto della Pedemontana, prevista inizialmente per venerdì mattina. Questo per non coincidere con il giorno dell'ultimo saluto a Vanessa. A Castelfranco, dove si svolgerà il funerale, la comunità attonita si sta preparando. Lo stiamo facendo cercando di essere rispettosi della volontà della famiglia, e cioè di una partecipazione silenziosa, e lo faremo comunque come amministrazioni partecipando alle esequie con i gonfaloni e gli stati a lutto. Castelfranco Veneto anticiperà la chiusura del mercato in modo tale di dare la possibilità a coloro che parteciperanno ai funerali di trovare la piazza libera. Ho chiesto che sia decretato il lutto regionale, ha spiegato il presidente Zaia, come messaggio corale delle istituzioni contro ogni violenza di genere. I casi di Vanessa e di Giulia sono e debbono essere uno spartiacque, suscitando una risposta collettiva contro crimini che non possono restare relegati alle cronache. Tutto questo anche nei confronti di tante donne e tante giovani che possono trovare il coraggio di denunciare se la società tutta si dimostra unita nel condannare i violenti e nel contempo nel tendere la mano a chi chiede aiuto. Deve essere chiaro a tutti che la battaglia contro la violenza maschile e il femminicidio è innanzitutto culturale, spiega il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico in Veneto, e deve proseguire senza abbassare la guardia, imparando dagli errori e aumentando la capacità di tutelare le donne che denunciano, alle quali per prima cosa bisogna dare accoglienza, ascolto e credito. Sul fronte delle indagini si continua a ricostruire tassello dopo tassello le settimane e i giorni prima del delitto di Vanessa. Fandai intanto rimane in carcere a Santabona, per ora ha scelto di non parlare. I vigili del fuoco stanno operando a Creazzo nella zona industriale artigianale. Vediamo se riusciamo a mostrarvi anche il video dei vigili del fuoco. No, abbiamo un problema tecnico per un incendio che si è sviluppato nella zona industriale artigianale in un deposito di materiale edile all'aperto, le cui fiamme si stavano estendendo alle attività limitrofe. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. I vigili del fuoco, accorsi da Vicenza, Arzignano, con i volontari di Tiene, con 3 autopompe, 4 autobotti e 18 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di un'azienda di serramenti metallici e di una villetta in ristrutturazione. Il rogo ha bruciato materiale ammassato di diverso genere, tra cui pannelli per coibentazione, che hanno sviluppato un'alta colonna di fumo visibile da molto distante. Bruciato inoltre un camioncino cassonato, un muletto e molte masserizie messe a deposito. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Restiamo nel Vicentino, ci spostiamo a Tiene, dove sono stati arrestati 2 uomini, uno stalker ossessionato dalla gelosia per l'ex fidanzata e uno straniero violento che minacciava i passanti. Tiene. Uno stalker 45enne di Marano Vicentino è stato arrestato dai carabinieri per gli atti persecutori che continuava ad infliggere ad una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Nei giorni scorsi la vittima aveva espresso ai militari le sue preoccupazioni per la situazione che stava vivendo. Grazie anche alle recenti norme previste per il codice rosso, gli uomini dell'arma hanno immediatamente fatto scattare indagini ed accertamenti mirati. Le evidenze investigative sono state raccolte e consegnate al GIP del Tribunale di Vicenza, che ha deciso gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell'uomo. I suoi comportamenti ossessivi avevano costretto la vittima ad alterare le sue abitudini quotidiane dovute ai continui pedinamenti diventati veri e propri atti persecutori giustificati dalla gelosia.
Un 20enne straniero residente a Thiene invece è stato arrestato per comportamenti violenti ed aggressivi verso i passanti nei pressi di un supermercato. I militari che lo hanno bloccato sono stati a loro volta aggrediti ed ingiuriati, evitando infine di comunicare loro le proprie generalità. Dopo essere stato trattenuto nella camera di sicurezza, il magistrato ha disposto la liberazione dell'uomo in attesa del processo. Momenti di paura oggi ad Albignasego per una fuga di gas che ha messo in allarme alcune famiglie. Un forte odore di gas ha messo in allarme alcune famiglie che vivono in via Manzoni ad Albignasego. L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo. Dalla strada proveniva un forte odore di gas. Immediatamente è stata allertata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Padova. Sul posto è arrivata una squadra specializzata che ha subito iniziato le operazioni per riparare una voragine che si era creata sull'asfalto e aveva coinvolto una condotta del gas. Via Manzoni è stata chiusa al traffico con le transenne. Fortunatamente non è una strada ad alto scorrimento, quindi non si sono registrati disagi alla viabilità. Le famiglie uscite in strada dopo i primi minuti di paura sono rientrate subito in casa una volta rientrato l'allarme. Ladri in azione con i proprietari in casa. Rai da ieri sera a San Biagio di Callalta hanno rubato i ricordi di una vita, il ricordo tra le lacrime delle vittime. In cucina, io finì di mangiare. E dopo sono venuta fuori e quando sono andata per attaccare il scaldasonno a mio marito mi trovava, ma sarà stata manca 27, sui 7 cosita, sui cassetti, ruma su cosita e basta. Antonia, 82 anni, è ancora scossa. I ladri hanno visitato la sua abitazione mentre si trovava in casa con il marito 90enne. Per raggiungere il primo piano ed entrare in camera hanno usato anche questa scala che si trovava in un ripostiglio in cortile. Un'azione di pochi minuti, giusto il tempo di arraffare l'oro e i gioielli, comprese le fedi. L'unica consolazione non esserseli trovati davanti. Mia figlia ha detto, mamma, a sapere che se teneva dentro chi era lei, può darsi che ti fece anche peso. E così. Copione analogo poco distante, subito dopo, sempre in via Bosco, a Rovare di San Biagio. Anche qui in casa ci sono marito e moglie, stanno guardando la televisione in sala, sono circa le 8 della sera. Non sono rimasti in casa più di 20 minuti, perché io alle 8:20 mi sono alzato per ritornare in bagno a farmi la doccia. I ladri stavolta entrano da una finestra sul piano terra e probabilmente si tolgono anche le scarpe per poi dirigersi verso la zona notte. Sul davanzale le tracce del passaggio. In una camera trovano una pistola a scacciacani, in un'altra i gioielli di famiglia. Tutto l'oro che avevo regalato alla moglie quando eravamo fidanzati. È un ricordo e quello fa male più del valore. Devo ringraziare il Signore che anche insieme alla moglie abbiamo detto fortunatamente è andata bene. È andata bene da un lato, è andata bene perché la salute vale più di tutto il resto. Per tutti una notte insonne a San Biagio e dalla vigilia di Natale che si susseguono colpi compiuti e tentati da Fagarè a Via Madonna. Tra i residenti c'è chi installa o controlla i sistemi antifurto, ma l'allarme è generalizzato. Le zone ormai sono battute tutte quante, non si sa neanche come potersi difendere. Sicuramente la gente ha paura, ma come si difende? Come ci si difende da queste cose qui? Non auguro a nessuno un'esperienza del genere, perché fa male veramente. Non sei più sicuro in casa tua. Entrano come vogliono e fanno quello che vogliono. Un augurio di pace e di buon Natale appeso al cancello per lanciare un bel messaggio, ma anche una postilla per i ladri. È la singolare iniziativa dei proprietari di una casa di conserve svaligiata dai ladri circa un mese fa. Ci avete rubato l'oro, quasi tutto, però non vi siete accorti che non avete rubato l'oro più prezioso, che non può essere rubato. L'oro che non si può rubare è Gesù, hanno scritto i proprietari dell'abitazione sul cartello che vedete ora nelle immagini. E ha suscitato non poche polemiche un altro cartello, quello comparso sulla bacheca di una chiesa del centro di Padova che invitava i fedeli a non fare l'elemosina ai poveri.
I fedeli sono pregati di non dare l'elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni. Il cartello nella bacheca della chiesa di Santa Lucia in pieno centro a Padova nei giorni che hanno preceduto il Natale ha creato non poche polemiche in città. Un avviso che ha stupito e fatto discutere, visto che è apparso nel giorno dell'antivigilia di Natale, soprattutto nella bacheca di una chiesa, luogo d'eccellenza della carità. Nella zona gravitano alcuni mendicanti che sostano nei gradini della chiesa, che è sempre aperta per accogliere i fedeli anche fuori dagli orari delle celebrazioni. Stupito e scandalizzato di questo messaggio si è detto Don Albino Bizzotto, che ha fondato l'associazione Beati Costruttori di Pace. Sul fatto è intervenuto anche Don Giovanni Brusdegan, teologo e rettore della Cappella Universitaria di San Massimo a Padova. Mi pare corretto da parte mia intanto precisare che bisognerebbe chiedere direttamente, conoscere meglio il caso, il contesto. Ciò non toglie però che dobbiamo fare delle valutazioni molto importanti, molto serie, perché per noi amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno, vedere Gesù nell'altro fa parte costitutiva, alternativa e profetica del messaggio cristiano. Quindi prima che possiamo disdire questi precetti, questo comandamento nuovo di Gesù, dovremo avere delle motivazioni molto importanti. Il confine è tra il diritto e il dovere di amare, che non ci viene mai tolto, e quello della paura, dell'insicurezza, della garanzia di essere, per così dire, rispettati. Nel contesto specifico io credo che i dintorni non siano nelle mani della giustizia di un'eventuale parrocchia, chiesa, ma vadano vigilati da chi di dovere. Bisogna che stiamo attenti nel nostro paese di non cadere nella dabbenaggine, ma nello stesso tempo di non perdere l'educazione al rispetto, alla dignità di ciascuna persona, indipendentemente dal colore, dalla religione e dallo stato che sta vivendo. Orribile scoperta per il sindaco di Tribano. La sera della vigilia di Natale qualcuno ha gettato una nutria morta davanti all'abitazione del primo cittadino Massimo Cavazzana. Il sindaco ha denunciato ai carabinieri e sui social l'accaduto. Buone feste anche a voi che avete fatto questo gesto gettando all'interno del viale di casa un animale morto la notte di Natale, ha scritto Cavazzana. Intimidazione o bravata? Resta sempre un gesto macabro che ha indignato il sindaco e molti cittadini. Non è la prima volta che qualcuno attacca in forma anonima il sindaco. 2 anni e mezzo fa Cavazzana aveva ricevuto una lettera anonima con minacce di morte, ma in seguito non si erano più verificati episodi simili fino a quanto accaduto appunto la notte di Natale. L'Istituto Oncologico Veneto, con le sue 2 sedi di Padova e Castelfranco, compie 18 anni e lancia nuove sfide. Il traguardo della maggiore età, ma guardando i numeri la storia dello IOV sembra ben più lunga. Era il 22 dicembre del 2005 quando fu istituito con legge regionale. L'Istituto Oncologico Veneto compie 18 anni, diventando grande nel corso degli anni grazie ad investimenti in ricerca scientifica e sperimentazione clinica. I dati 2023 appena presentati parlano di 9.000 pazienti in trattamento, 9.200 i ricoveri, 874.000 le prestazioni specialistiche. La sfida è quella di attivare prestazioni che oggi non siamo in grado ancora di attivare, quindi pensiamo alla riattivazione del ciclotone, pensiamo alle strade del trapianto di midollo e pensiamo anche all'integrazione che dobbiamo assolutamente fare sempre in modo più importante con le varie aziende ULSS venete per poter garantire ai nostri pazienti percorsi di presa in carico adeguati nelle tempistiche, nelle tipologie di prestazioni. In questi anni lo IOV ha attivato 7 punti di lavoro dislocati tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Le sedi principali sono quella di Padova in via Busonera, poi Castelfranco nel 2017, la radioterapia di Schiavonia e nel 2022 l'avvio della gestione della biobanca presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia.
In 18 anni sono stati ingenti gli investimenti in edilizia. L'ultimo stanziamento riguarda i lavori appena iniziati per la radioterapia di Castelfranco, circa 15 milioni di euro. Ma le sfide non si fermano mai e guardano al futuro. Noi dobbiamo affrontare adesso delle sfide importanti per il futuro, in un'epoca in cui la tecnologia è diventata estremamente più sofisticata e questo comporta non solo l'acquisizione di nuove strumentazioni, ma anche di figure professionali, di ricercatori che non esistevano in passato, ricercatori che siano in grado non solo di lavorare nel laboratorio classico, convenzionale, a cui tutti siamo abituati, ma che capiscono anche come poter accedere ai nuovi strumenti informatici. Ad oggi allo IOV lavorano 1.375 dipendenti. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. La tendenza ci dice che la pressione atmosferica potrebbe cedere lievemente. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 28 dicembre. Sul Veneto avremo nubi basse e nebbie che saranno ancora dominanti, come ci mostra la grafica. Tuttavia non è escluso qualche sprazzo di sole nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà ancora grigio e nuvoloso, con riduzioni della visibilità frequenti. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo molte nubi ovunque, tuttavia sarà possibile qualche schiarita, specie sui settori settentrionali della regione. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime sui 5-7 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.